Ci sono storie che non si dimenticano. Quello che è successo lo hanno visto mari antichi che oggi ancora raccontano di quell'alba del 7 ottobre 1751, quando nelle acque di Lepanto, sulla costa ionica, venne combattuta una delle più grandi battaglie navali della storia. Oggi il Veneto celebra quell'epico combattimento che avvenne esattamente 450 anni fa. La storia è fatta di eventi concatenati dove un singolo episodio determina l'avvenire di miliardi di persone, di vite, determina destini politici, il trionfo di una cultura, l'estinzione di un'altra, e la battaglia di Lepanto fu tutto questo. Fu un momento di svolta. Se andiamo a vedere gli anni precedenti al 1571, in tutta Europa c'era il terrore di quello che stava succedendo. L'avanzata ottomana sembrava inarrestabile, sembrava che appunto tutta quanta Europa dovesse diventare islamica. Invece con Lepanto tutte le potenze europee trovarono nelle loro radici cristiane un'unità di intenti per riuscire a fermare i turchi, e quello fu un momento fondamentale per cui l'Europa di oggi è quella che conosciamo, altrimenti potrebbe essere ben diversa, magari con qualche minaretto in più e qualche moschea in più, magari dei comportamenti o delle libertà molto diverse da quelle che noi conosciamo adesso. Quel giorno antico di 450 anni fa, a Lepanto, la Repubblica di Venezia fece girare le porte della storia e la vittoria delle flotte dell'Europa cristiana su quelle turche divenne pietra angolare dell'Occidente. Una battaglia iconica che influenzò l'arte dei grandi maestri della pittura, così come l'architettura di Vicenza, la città del Palladio, a cominciare dalla Loggia del Capitaniato. La Loggia del Capitaniato è stata adornata da due statue che si affacciano in Contrada del Monte. Questa è quella più vicina a Piazza dei Signori, dove appunto si può leggere in lingua latina: le navi determinarono la vittoria, proprio a dimostrare come la supremazia della flotta occidentale è riuscita a sconfiggere quella dell'impero ottomano. Palladio crea così un edificio come non aveva mai fatto, inventandosi una soluzione inedita, cioè cambiando la forma dell'edificio sulla grande piazza delle enormi colonne giganti, sulla Contrada del Monte più piccola, in cui l'osservatore è costretto a stare più vicino all'edificio, un arco di trionfo, e l'arco di trionfo ricorda proprio la grande vittoria di Lepanto.